Saranno attinti dai fondi europei 10 milioni di euro destinati dalla regione a Rapallo per il dragaggio completo del Golfo. Il programma dell'intervento è stato dettagliato nel corso di una riunione fiume che si è tenuta in regione con i tecnici, l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, il sindaco Carlo Bagnasco e l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio. Le tempistiche sono queste. Entro settembre dovremo dare l'incarico sulla progettazione di questo intervento enorme che riguarderà tutto il Golfo e cuberà circa 10 milioni di euro. 10 milioni di euro che ieri Regione Liguria ha già stanziato per questo tipo di intervento, quindi sarà una corsa contro il tempo per riuscire a rispettare tutte le calendarizzazioni. L'intervento, una volta appaltato, dovrà concludersi obbligatoriamente entro 18 mesi. I tempi tecnici e burocratici per espletare la gara non sono certo brevissimi e quindi l'avvio dei lavori in linea di massima potrebbe essere attorno alla fine del 2020. Secondo il cronoprogramma del comune, però, in totale il dragaggio potrebbe durare meno di 18 mesi. L'intervento, quindi noi quantifichiamo, però abbia una durata minore di circa 12 mesi e valuteremo una sospensione chiaramente nel periodo estivo per non andare a impattare sul turismo. Intanto, una settimana fa Rapallo ha ricevuto una cifra pari a poco meno di 1 milione di euro, sempre da Regione Liguria, per finanziare un primo intervento di messa in sicurezza dei fondali, lavori questi che inizieranno a breve. Questo è un intervento altrettanto importante anche dal punto di vista del rischio idrogeologico. L'intervento verrà focalizzato sulle canne focive dei due torrenti che sfociano nel nostro golfo, quindi Boate e San Francesco. Sul Boate in particolare l'intervento sarà leggermente più ampio perché provvederemo a svuotare la vasca di decantazione che c'è alla fine del fiume stesso, che erano ormai anni che era atteso questo intervento. Proseguiremo con l'intervento anche con la messa in sicurezza del fondale, quindi del Molo Duca degli Abruzzi. In questo caso le tempistiche quali saranno? Allora, l'intervento in questo caso deve essere appaltato entro la fine di questo mese, quindi entro l'estate prossima l'intervento sarà concluso.